Lombès è una pescata accodata nel 1317 e la cattedrale di Santo Maria è stata edificata sul modello dei Jacobins che hanno après donc la cruzata contro gli albigesi. E per modo che sembra una fortaleza. La particolarità è avere un campanile che è 42 metri di alto e possiamo vedere mirandos e corredors che permettono di accogliere il mondo in caso di attacco. Stamattina che io vedo come santo de Segu che il abito della 5 halos, aquí udare giù la halo a las granos, dell'altro costato la halo aos mercants e la vocazione mercantile de Saint-Martin che il plabieio già di interior del secolo XIV legisceva la strada del mercato di Luz che è in quello più frequentato. Actualment, Lombès è in comunità del comune du Sauès e di un canton de Bas de Sao, Bettenza è stata una sous-prefectura entre 1800 e 1926 e la cosa importante a ritenere è che entre 1820 e 1945 a Chiudare non pas la maioria, ma un tribunale. Dunque, 5 segles da pescat, 33 avesche, un potere religioso importante che è stato reemplaçato per un potere amministrativo importante també. Saint-Martin è un anciano castellino dos Contes de Comenge. Il castello della Mutasso dos Contes era più alto qui sulle hauts della villa e malheureusement ne possiamo pas vedere a rimessa da questo castello, perché in particolare nel 1355 il principe negro è passato qui nella sua cavalcata e cremec tutto. Dunque alle scadenze i samartanesi si sono andati rifugiati a Lombès, villa dunque religioso a pescat che era protegito da aquellos attacos e los malastres de Saint-Martin continuano l'histoire de las guerras entre los contes de Fouche et d'Armagnac, las guerras entre catholiques et huguenots et après las catastrophes météorologiques et la peste. Donc entre los segles XIV et XVIII è stata una serie de problemi, de conflictos, ma Saint-Martin c'est tout un rebisculado e per modo che possiamo dire che è un phénix. Fin finale che è sport che ligherà a questi due comuni rivali. Il rugby nasce qui nel 1920, l'ULSC che va apparire nel 1961 e scrive la leggenda del rugby du Gers. Nel 1996 che va giocare in gruppo A contro le migliori equipe, Béziers, Narbonne, Toulouse, sulla fiertà di un paese e la passione di tutti.